Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Fontanarossa, il giorno dopo l'annuncio del presidente Schifani della piena operatività dell'aeroporto di Catania. Nello scalo stamattina ancora voli cancellati o dirottati. Videomessaggio del sindaco di Catania Trantino sul caos voli a Fontanarossa. Chi ha responsabilità chieda scusa e faccia un passo indietro. Migranti, barchini affondano nel canale di Sicilia, 2 morti e una trentina di dispersi, oltre 2000 nell'hotspot di Lampedusa. La Sicilia è riscoperta attraverso i treni storici, itinerari turistici, mozzafiato sulle vecchie linee ferrate dell'isola. I ricchi e poveri infiammano la piazza di Solarino, fan in delirio intonano le canzoni dello storico gruppo della musica italiana. Calcio, il Catania vince il primo test amichevole della stagione contro i dilettanti del Mister Bianco, 7-0 il risultato finale, doppiette per Sarao e Popovic. Bentrovati a Sicilia 24, in apertura la situazione all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Ieri l'annuncio del Presidente della Regione Schifani dell'apertura del Terminal A, quello interessato dall'incendio di 3 settimane fa. Ancora stamattina venivano registrati però cancellazioni di voli e voli anche dirottati. Ma vediamo adesso qual è la situazione collegandoci in diretta con Orazio Longo. Noi ci troviamo all'interno del Terminal A che ha riaperto ieri sera in tarda serata. Come vedete siamo nella zona arrivi, c'è tanta gente che arriva ma anche molti che partono, perché è attivo non solo la parte degli arrivi ma la parte anche delle partenze al piano di sopra. Sebbene, come dicevi bene, sono ancora tanti voli cancellati o dirottati in altri aeroporti. Come dicevi, l'annuncio della riapertura del Terminal è arrivata ieri pomeriggio intorno alle 5:30 con un comunicato stampa della regione siciliana, del presidente Schifani, un comunicato stampa che ha creato però diverso nervosismo qui tra i passeggeri che erano ancora in coda al Terminal C e che sono rimasti in coda al Terminal C, perché il Terminal A è rimasto chiuso fino a tarda serata per completare i lavori di bonifica. Ancora oggi devo dire che si sente anche abbastanza forte l'odore di fumo dell'incendio che è avvenuto esattamente 3 settimane fa, 21 giorni fa. Vi faccio vedere la parte dell'aeroporto dove ci sono ancora alcuni rentacar che sono chiusi e invece adesso, con l'aiuto del nostro operatore, vi faccio vedere la parte che è andata a fuoco, che adesso è stata completamente impacchettata, possiamo dire così, dove è chiaramente l'area sotto sequestro e non vi si può avvicinare. Dicevamo che questa nuova alba dell'aeroporto di Fontanarossa, del Terminal A, si è aperta con una piccola stecca, useremmo un termine operistico, perché stanotte il volo che è arrivato intorno a mezzanotte un po' ha fatto registrare la perdita di alcuni bagagli. Sentiamo una signora che insomma lamenta questo. Noi siamo arrivati, un gruppo è arrivato ieri sera a mezzanotte da Roma a Fiumicino, siamo atterrati fortunatamente qui al Terminal A, ma non avevamo i bagagli. Ieri sera al Terminal, al banco dove dovevano assisterci, non c'era assolutamente nessuno. Un finanziere che lavorava lì era di turno, ci ha dato un attimo ascolto, ha chiamato il responsabile che non è venuto dopo un'ora, raccogliendo questi foglietti di carta volanti che ci hanno fatto compilare, benissimo, rassicurandoci sul fatto che stamattina avremmo risolto il problema. Niente di fatto. Siamo tornati qui stamattina, siamo qui dalle 10:30, nessuno ci dà conto, abbiamo contattato i carabinieri che ci hanno detto adesso vediamo, abbiamo la polizia, il personale della sicurezza, nulla, è venuta solo una signorina da questa parte del Lost and Found dicendo adesso verrà qualcuno e vi risolverà il problema. Sono ancora tanti i ritardi, le cancellazioni, i dirottamenti per quanto riguarda non solo il Terminal A ma anche il Terminal C, dove purtroppo insistono ancora le file. Va detto che gli aeroportuali lavorano con le mascherine che invece non sono obbligatorie per i passeggeri, e per quanto riguarda invece i voli extra Schengen, cioè extra UE, non atterrano e non partono né dal Terminal A né dal Terminal C, ma vengono dirottati a Trapani e Palermo. Ti ridò la linea.
Grazie Orazio. E il sindaco di Catania Enrico Trantino è intervenuto ancora una volta sull'aeroporto Fontanarossa. Le istituzioni, dice, devono chiedere scusa e invita i responsabili a fare un passo indietro. Sentiamo il video. In questi 20 lunghissimi giorni dal momento dell'incendio, la città e parte della Sicilia orientale è stata messa in ginocchio. Affittacamere, albergatori, ristoratori e tutto un indotto di una città e un'isola che vivono prevalentemente di turismo hanno patito un duro contraccolpo. Le recensioni negative di migliaia di passeggeri frustrati non sappiamo quali riflessi avranno, ma certamente ci indurranno a compiere delle azioni mirate per riscattare l'immagine dell'isola. Ma la questione è anche un'altra. Per pretendere il rispetto dei doveri da parte dei cittadini, le istituzioni, per apparire credibili e ridurre le distanze tra chi decide e coloro per cui conto decide, devono assumersi le proprie responsabilità. E spesso, in un mondo di relazioni, per riavvicinarsi, per ricucire un rapporto, basta fare un passo indietro e sapere chiedere scusa. Credo di avere fatto tutto quello che rientrava nelle mie possibilità, suggerendo anche specifiche iniziative per alleviare i disagi dei passeggeri mai messe in atto. Io non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che chi è parte di qualcosa che non ha funzionato deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa, specie se non lo fanno altri. E abbiamo sentito un esperto di aviazione civile, si tratta di Luigi Crispino, che è stato tra l'altro gestore degli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria. Eccolo al microfono di Michele Cucuzza. Prima o poi dovremo tornare alla normalità. Quello che desta scalpore, secondo me, è che continuano a prenderci per i fondelli, cioè tutto è ripreso, c'è la normalità, non è vero che c'è la normalità, sta migliorando, guai se non migliorasse. Se non migliorasse l'emergenza diventerebbe normalità. Quindi ci stanno continuando a mentire. Perché? Non lo so. Dovrebbero spiegarcelo. Quali interessi sottostanno a questo volere a tutti i costi dire siamo bravi, ci stringiamo a... Secondo lei? Non lo so. Per me c'è l'affare grosso dell'appalto della Aerostazione Morandi, ma soprattutto stanno a litigare tutti per chi deve privatizzare questi due aeroporti. Il sindaco Trantino, che è persona, come ho detto già prima, piena di dignità ed è persona per bene e onesta, ha fatto quello che un primo cittadino con onestà intellettuale deve fare, ha chiesto scusa, ma io pregherei il sindaco Trantino di operare questa rivoluzione dell'onestà e della competenza. Dobbiamo cambiare Catania, dobbiamo cambiare la Sicilia, non è possibile andare avanti così. Incidente stradale in pieno centro a Catania, una mancata precedenza o una disattenzione sono alla base di uno scontro avvenuto questa mattina intorno alle 10:30 all'incrocio tra il Corso Italia e Viale della Libertà. Protagonisti un cinquantenne, uno scooterista e un pullman dell'Interbus con il mezzo a due ruote finito sotto il bus. Immediati soccorsi allertati da una telefonata al 112. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 con il personale medico che ha rianimato lo scooterista privo di sensi all'arrivo dei soccorritori per poi trasferirlo in codice rosso all'ospedale Cannizzaro. Indaga la polizia municipale. Ancora naufragi e morte nel mare di Lampedusa, 2 carrette affondano e secondo i superstiti ci sarebbero decine di dispersi. Il mare in tempesta ferma le partenze dal Nord Africa mentre diversi extracomunitari sono bloccati sulla scogliera di Cala Ponente. Oltre 2000 i migranti nell'hotspot di Lampedusa. Angelo Gagliano. 2 naufragi, 2 vittime accertate. Il mare mosso non consente arrivi e partenze verso la terraferma, compreso il recupero di alcuni migranti rimasti bloccati sulla scogliera di Cala Ponente. Sono ore difficili a Lampedusa, alle prese con un'emergenza immigrazione senza fine. E mentre il mare, Forza 5, ferma i viaggi della speranza dal Nord Africa ed in particolare dal porto tunisino di Sfax, nel canale di Sicilia si continua a morire. Sono 2 i naufragi nelle ultime 24 ore, con un bilancio provvisorio di 2 morti e numerosi dispersi
diversi, anche se il conteggio dipende molto dalle dichiarazioni dei superstiti. Secondo alcune testimonianze mancherebbero all'appello una trentina di persone, ma su questo gli investigatori della squadra mobile, in stretto contatto con la Guardia Costiera, mantengono il massimo riservo. Di sicuro durante la notte al Molo Favarolo sono state sbarcate 2 salme. Si tratta di un bambino di 1 anno e mezzo e di una giovane donna, entrambi ivoriani, che sono stati trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Calapisana. Intanto sono poco più di 2.400 gli ospiti all'hotspot di Contrata Imbriacola, dove sono giunti anche 57 naufraghi degli ultimi 2 naufragi nel canale di Sicilia. Per oggi non sono previsti trasferimenti, il mare in tempesta impedisce a traghetti di linea degli scafi di collegare le Pelagie con la terraferma. Per lo stesso motivo, le motovedette della Guardia Costiera stanno aspettando il miglioramento delle condizioni meteo marine per avvicinarsi all'insenatura, dove diversi migranti sono bloccati sulla scogliera di Calaponente. Una casa di riposo per anziani abusiva è stata scoperta e chiusa a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri del NAS di Ragusa, la struttura ricettiva socioassistenziale è risultata completamente sprovvista di tutti i titoli autorizzativi. Personale dell'ASP ha riscontrato poi nei locali della cucina gravi carenze igienico-sanitarie. Sono stati sequestrati 103 kg di alimenti risultati scaduti e destinati agli anziani. E ieri c'è stato un incendio molto vicino a Fontanarossa. Le fiamme sono divampate nell'azienda National Fund. Il capannone, dicono i vigili del fuoco, non è rimasto coinvolto direttamente, ma i danni sono ingenti e da quantificare. Al lavoro 3 squadre del Comando Provinciale di Catania inviate dalla sede centrale, dal distaccamento sud e dal presidio di Paternò, oltre a diverse autobotti di supporto. Il rogo ha interessato materiale all'esterno del capannone della ditta, sprigionando colonne di fumo visibili a decine di chilometri di distanza. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata questa mattina alle 6:34 in Sicilia, tra le province di Caltanissetta e Palermo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro tra Villalba nel Minisseno e Valle d'Olmo nel Palermitano. Non si segnalano danni a persone o cose. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci alla seconda parte del nostro telegiornale, in viaggio sui treni storici per scoprire le bellezze della Sicilia. È un progetto che vede protagonista la Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha studiato dei percorsi turistici sulle vecchie linee ferrate siciliane insieme all'assessorato regionale al turismo. Ci dice di più Francesco Triolo. Sui binari della Sicilia tornano i treni storici per riscoprire l'isola attraverso percorsi che coniugano cultura e tradizione. Si parte il 12 agosto e sino a dicembre sono 11 gli itinerari che l'assessorato regionale al turismo ha studiato insieme alla Fondazione FS, un ricco programma per ammirare i luoghi più belli e affascinanti dell'isola. Da Siracusa ad Ibla, da Porto Empedocle a Moio Alcantara e poi a Agrigento, l'Etna, la Messina Cefalù e la Messina Siracusa. C'è il treno del barocco e quello del cioccolato, il percorso che porta sino a dentro la Valle dei Templi o quello che porta alle ceramiche di Caltagirone in una suggestione unica, riscoprendo quelle vecchie tratte che conducono sino ad una Sicilia interna. Chi viene in Sicilia vede il centro storico di Palermo, vede la meraviglia di Taormina, nulla togliere, ma c'è altro. C'è la Sicilia interna, c'è la Sicilia meno conosciuta, quella raggiunta dalle nostre piccole stazioni. Noi vogliamo portarli lì, i viaggiatori. Messina è la porta della Sicilia, noi vogliamo arrivare in treno, potenziare la fase di traghettamento dal punto di vista turistico. Oltre a far vedere e vivere le bellezze del nostro territorio, perché sono treni che attraversano delle ferrovie, diciamo, proprio le più belle panoramiche che ci sono, ma noi raccontiamo la storia, le tradizioni della nostra isola. Il programma dei treni storici in Sicilia prevede 51 appuntamenti sulle più belle panoramiche linee ferroviarie dell'isola, itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche, di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre e Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associati
associate visite ed escursioni curate dall'assessorato al turismo. Un mondo tutto rosa. Sull'onda del successo del film dedicato alla bambola più famosa del mondo, scoppia la Barbie mania. Dall'abbigliamento ai social, dai video virali alla musica, ai meme ironici con Barbie e Ken protagonisti, il film ha oltrepassato il successo ed è diventato un manifesto della girl power tra ironia ed esistenzialismo. Eva Spampinato. Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ma il live action di Greta Gerwig, per il quale si è utilizzata così tanta vernice rosa da provocare una carenza delle scorte mondiali, diventa un fenomeno che fa moda ma che fa anche riflettere su molti temi, come la diversità, il rapporto mamma-figlia, l'accettazione di sé e dei propri difetti. Si parla di woman power ma anche di patriarcato e lo si fa grazie all'arma dell'ironia e dell'esagerazione. Il monologo dell'attrice America Ferrera è stato definito epico, oltre ad essere diventato virale. Devi essere magra ma non troppo e non si può mai dire di voler essere magri, devi dire che vuoi essere sana. Devi essere bella ma non troppo da sedurre gli uomini e nemmeno da intimidire altre donne. Hi Barbie! Hi Ken! Così come sono diventati virali i video che riprendono la scena in cui Barbie saluta le altre Barbie e gli altri Ken. Hi Barbie! Hi Ken! Il film indossando capi o accessori rosa. I meme ironici, in cui si immagina Barbie nei panni delle donne moderne, scoppiano di like e condivisioni, come questo in cui Ken dice a Barbie «Fidati, io sono diverso dagli altri uomini». Oppure la Barbie in mascherina, allergica alle persone, o il Ken «Visualizzo ma non rispondo ai tuoi messaggi». La power con nuovi significati. Sì, Ken! Barbie e Ken! Oh! Sono arrivati in Sicilia e hanno infiammato la piazza di Solarino, i ricchi e poveri, piazza plebiscito stracolma di fan che hanno ballato e cantato le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ascoltare la loro musica senza ballare è quasi impossibile. I ricchi e poveri hanno portato una ventata di allegria nella piazza centrale di Solarino, in provincia di Siracusa. Nonostante i disagi per arrivare in Sicilia, legati all'incendio all'aeroporto di Catania, Angelo e Angela ce l'hanno fatta. Sono saliti sul palco per cantare i loro più grandi successi. È meraviglioso cantare in Sicilia. Dopo 14 anni non vedevamo l'ora di ritornare. Noi torniamo ogni tanto in Sicilia. Solarino, mia bella cara Solarino. Ricchi di spirito e poveri di tasca, Franco Califano li definì così nel 1967. Fu lui a dare il nome al gruppo tra i più amati d'Italia e non solo, un quartetto polifonico che di recente ha perso una delle sue colonne, Franco Gatti. I ricchi e poveri nella loro lunga carriera hanno attraversato alti e bassi, con unioni e divisioni, per poi fare una reunion nel 2020. La loro musica però non è mai tramontata. Per 12 volte al Festival di Sanremo nel 1985 la vittoria conquistata con Se mi innamoro. Quest'estate con il loro tour stanno girando l'Italia e la Sicilia non poteva mancare. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Ed eccoci al calcio, vittoria per il Catania nel primo test match della stagione, amichevole non probante con il mister bianco, ma si è visto già qualcosa di ciò che chiede Tabbiani. Intanto domani si apre una settimana che può essere importante per il mercato. La stesura dei calendari programmata per il pomeriggio di lunedì anticipa la stagione di Serie C che, ha detto il presidente Marani, comincerà il prossimo 3 settembre. Meno di un mese per arrivare pronti e ancor meno fino all'1 per chiudere le operazioni in entrata. Il Catania, che ha annunciato il portiere Livieri, ha giocato a Zafferana il primo test match contro il mister bianco 2011, squadra di eccellenza. Impegno ovviamente poco probante, ma tanta curiosità per vedere movimenti e qualche nuovo acquisto. È finita 7-0.
Catania in vantaggio subito. Cross da destra, pallone che arriva a Rocca, uno dei volti nuovi e rete dell'1-0. Poi diventa protagonista Sarao con 2 gol in 5 minuti, prima di sinistro con pallone che va a infilarsi alla sinistra del portiere e poi il marchio di fabbrica, colpo di testa su calcio d'angolo. Il gol più bello della giornata arriva da uno dei protagonisti più attesi. Chirico fa già apprezzare le sue qualità con un sinistro a giro da 20 metri che vale la rete del 4-0. Il Catania fa girare palla da destra a sinistra e trova il 5-0 con un altro nuovo acquisto, cioè Zammarini. Infine è il turno di Popovic, il classe 2003 di doppia nazionalità, croata e australiana, fa vedere qualche dote. Azione personale e tiro di sinistro per il 6-0. E poi ancora di sinistro, dal centro dell'area, per il gol che ha chiuso l'amichevole. Comincia intanto un'altra settimana importante per il mercato, da chiudere almeno 4 colpi in entrata, attaccante, 2 difensori centrali e un esterno avanzato. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.